Perché cercare parole per descrivere le opere di Modrian quando l'ha fatto lui in un libro che nel 1932, ossia già affermato come pittore, nessun editore volle pubblicare? È l'olandese che per non volare e restare attaccato all'essenziale dopo un periodo confuso decise che, non essendo l'arte decorativa, parole sue, bensì ricerca di equilibrio socio, politico, economico, deve purificarsi, spogliarsi dal carattere idilliaco. Questo albero è della sua fase, diciamo, lirica. Volendo lui onorare il principio dell'equivalenza mediante immagini, non ci si può distrarre dalla linea, forma, colore e superficie piana. Ma in questa gabbia estetica cosa ci può entrare? La linea, ovviamente, con il suo ritmo vitale, lui sostiene, ossia orizzontale, oppure l'opposto, verticale, poiché il contrasto è esistenziale, uomo, donna, individuo, collettività. Tuttavia, senza abusarne. Questo non è il progetto per uno scaffale, è opera sua, composizione numero 1, poiché la semplicità è la condizione perfetta dell'uomo, che, trovato il suo equilibrio, magari ci aggiungiamo noi una comoda poltrona, chi lo smuove? La morte? E lui replica, pourquoi la morte? Un primo indizio. Chiudendosi in questo labirinto, lui la definisce giostra, riuscirà a scamparla, trascurando le ovvietà scritte quali la distruzione e la creazione costituiscono una trasformazione e ciò genera sofferenza. Fu affascinato dalle teorie orientali. Preferisce camicie per forzati al dolore, oltre alla opposizione delle linee, ci sarebbe da affrontare il problema del colore. Solo 3. I colori puri, ovviamente, rosso, blu, giallo. Ed il bianco? Come il nero ci può stare perché sono assenza di colore. Tuttavia, arrivato a New York, le luci di Broadway, il rock and roll, lo misero di buon umore e il nero lo levò. Ma la sorte è ironica e le sue teorie neoplastiche, basate su linea, colore, superficie piana, ebbero seguito tra gli artigiani delle borse, i tappeti, le imprese edili, gli arredatori. Comunque sia, questa è la sua bandiera.